con noi. Pronto? Pronto? Allora, avevo un bambino? C'è ancora? Sì, io ci sono. Ah, allora no, ho perso. C'era un ragazzo, un bambino che voleva parlare della Via Crucis, l'ho perso, mi dispiace, spero riprenda la linea. Prego, vai tu, come ti chiami? Sì, buongiorno, mi chiamo Anna Maria. Benvenuta Anna Maria. Eccoci. Grazie Roberta. E volevo dare una testimonianza bellissima del paese di Palosco, provincia di Bergamo, dove gruppo, diciamo, diretto da una ragazza, ogni la Via Crucis. Quest'anno è stato fatto in maniera un po' particolare, però praticamente ci sono tutti i costumi della passione di Cristo, con una serie di luci, tutto il lo stupore di tutto il paese, ed è una cosa davvero straordinaria. Questi ragazzi giovani che si prestano a rappresentare le figure, ma soprattutto anche questo ragazzo che rappresenta il Cristo, quasi addosso nudo, e posso dire che in diverse Pasqua il clima era molto freddo. Immagino. E quindi diciamo all'interno di una piazza accanto alla chiesa c'è questa rappresentazione che è veramente spettacolare, e grazie a loro si vive davvero la passione di Cristo. Quindi siamo nel paese di Palumbo? No, Palosco. Scusami, Palosco, perdonami, Palosco. Sì, provincia di Bergamo. Benissimo. E questo fino allo scorso anno? Sì, quest'anno l'hanno fatto all'interno della chiesa parrocchiale, mantenendo ovviamente le distanze, ma senza pubblico, ma hanno fatto lo stesso la rappresentazione. Bravissimi, quindi l'hanno comunque... Sì, ragazzi adolescenti. Bello, bello. Sì. Bene, allora... Veramente bello. Molto bene. Palosco, perfetto. Grazie. Grazie mille, brava. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Brave ragazze di Palosco, ottimo. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Maria Grazia, telefono dalla provincia di Latina. Ciao Maria Allora, Grazia. io volevo segnalare la processione di Sette romano, che è una cosa spettacolare. Inizia dall'Antico Testamento fino alla morte di Gesù. È molto molto importante, perché sono importantissimi i costumi, tutto proprio dell'epoca. Poi ultimamente ci sono stati anche attori famosi per rappresentarla, ma molto 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 bella, è molto famosa nell'arte. Esatto, è molto famosa, è proprio chiamata la Passione di Sezze. Di Sezze, molto molto scenografica, molto interpretata bene, poi sono molto curati, Roberta, i costumi, proprio è una cosa molto molto importante qui. Poi c'è quella di Priverno, che sono composta così, che sono i quadri, diciamo, i più importanti della Passione, e per ogni quadro c'è un gruppo di persone che cantano la Passione di Gesù, insomma. Bello. E poi un'altra molto bella, quella veramente anche molto curata, è Vivente, ed è a Maenza, sempre qui tra Priverno, Sezze e Maenza. Questa qui pure è molto bella, però si compone di quadri e stazioni, però sono viventi, ma spostati in luoghi diversi. C'è l'Ultima Cena in mezzo agli ulivi, tutto quanto, poi c'è Gesù nel Getsemani che ci si sposta, poi tutte le varie stazioni fino ad arrivare alla crocifissione, che viene interpretata sempre da ragazzi del posto, ma molto molto compenetrati del ruolo, insomma, ecco. Ottimo, grazie di cuore, ne hai suggerite tre, ottimo. Grazie mille. Con questa voce sei un angelo. Sì, va bene. Un abbraccio fortissimo e buona settimana santa a te e alla tua famiglia, che ricordiamo. Buona Pasqua a tutti. Grazie anche a te. Ciao cara. Allora, l'amica ci suggeriva di approfondire la Passione di Sezze, e davvero merita, perché è tra le rappresentazioni della Passione di Cristo, è la più rappresentativa e la più emblematica del nostro paese. Affonda le sue origini in epoca medievale, quando veniva celebrata dalle confraternite religiose.
il sentimento popolare di una comunità devota cresce tantissimo fino alla svolta che avviene negli anni 30. Si pensa di ampliare di emotività, di pathos, la Via Crucis, che diventa una rappresentazione teatrale. E quindi il successo cresce, è la passione di Sezze, e scaturisce anche dalla collaborazione del regista Marcello Covoni del Teatro dell'Opera di Roma. Come diceva l'amica, ogni dettaglio è curato in modo preciso, costumi, la recitazione, gli ornamenti, niente è lasciato al caso, al punto che l'opera rappresentativa attira sempre di più i fedeli, i devoti, ma poi anche il mondo della cultura e dell'arte, quello serio. Basti considerare che nel 1935 sul Messaggero critici d'arte applaudivano al lavoro dei Setini con tale enfasi e risalto che le righe vengono tradotte e trasmesse via radio anche negli Stati Uniti d'America. E la partecipazione popolare è fortissima alla passione di Sezze. Ci sono bambini, giovani, anziani, senza distinzione. Tutti si ingegnano a dare un contributo, non lesinavano la collaborazione. E da quella scintilla iniziale scaturiscono moltissime altre rappresentazioni simili in altri paesi del Lazio, ma la madre di tutte le passioni viventi è lei, quella di Sezze. Dunque, la passione di Sezze raggiunge in pochi decenni un grande successo e attira l'attenzione della Chiesa di Roma. Pensate, è così che nel 1950 gli attori dilettanti setini vanno a Roma a rappresentare la Via Crucis in via Fori Imperiali. Giungono al Colosseo, mettendo un sigillo al giubileo di quell'anno. La suggestione, l'incanto delle fiaccole nel cuore dell'urbe rimangono memorabili. La commozione è davvero tanta, al punto da suscitare entusiasmo dalle autorità dell'epoca. La stampa parlò molto della passione di Sezze. Arrivano i complimenti commossi del Presidente del Consiglio dei Ministri, De Gasperi. Erano tempi diversi, molto diversi. Nel 1957 la rappresentazione della Via Crucis di Sezze dal Colosseo approda anche nell'anfiteatro setino, che ospita la rievocazione della Passione, replicata a settembre. Pensate che nel 2010, per la prima volta, la Passione di Sezze va all'estero, sempre per un giubileo, a Santiago de Compostela, dove il 13 marzo 150 dilettanti sono davanti alla cattedrale, mentre nel 2011, il 15 di aprile, la sacra rappresentazione di Sezze va ad Assisi, davanti alla Porziuncola. Un'altra trasferta nel 2012 a Latina. Quel giorno una grande folla rimane ammutolita davanti ai 600 figuranti di Sezze in Piazza del Popolo. 36 quadri religiosi viventi. È commovente, eh? È veramente commovente, perché mentre leggo osservo gli scatti fotografici. 36 quadri religiosi. 2012 700 attori locali e giovani attori dell'Accademia di Arte Drammatica D'Amico e dell'Accademia Teatro Menandro partecipano alla sacra rappresentazione. Ci sono anche gli attori della Compagnia Teatro della Luce e dell'Ombra. Tuttavia, è nei vicoli di Sezze, scenografia naturale, che la processione conosce i suoi momenti più toccanti. Nel centro storico è possibile visitare, oltre alla casa natale di San Carlo, la cattedrale di Santa Maria, la chiesetta di San Lorenzo, fanno parte tutti di questa scenografia. A Sezze è importante che la rappresentazione sia popolare,
che le centinaia di figuranti, giovani o meno giovani, siano persone del popolo. Pensate, si sottolinea in questo articolo, fatto davvero bene, che talvolta ci sono stati dei professionisti, ma con un basso profilo. Mai attori estremamente famosi. Perché? Perché l'attenzione deve accadere sull'evento religioso. Capito? Sull'emozione che i setini sanno ancora trasmettere. Quanto è vera questa cosa. Complimenti, Sezze, primato veramente meritevole. Meritato, davvero. Pronto? Pronto? Ho perso? Ah, mi spiace, andiamo di là. Pronto? 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 Sì, prego, signora, come si chiama? Signora, Rita. Rita, la prego di parlare perché per me è un problema se lei non Ascolta, parla. no, non riesco a mettermi in comunicazione con quelli che danno le coroncine. Sì, deve chiamare 031 610 600 oppure via mail info.ita@radiomaria.org. I volontari sono lì. Siamo solo in numero ridotto perché abbiamo delle regole ferree da osservare, quindi voi pensate, se prima avevamo 4 volontari, ora ce ne sono 2, se prima erano 3, ora, scusate, 6, ora ce ne sono 3, quindi siamo dimezzati, ci mettono un po' di più, ma voi insistete coi telefoni. Grazie. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Senti Roberto, ho chiamato l'altro ieri per la Scala Santa, sono Enrico di Civitavecchia, ma volevo parlare di... Allora, se prima della fine della settimana, no, di arrivare a Pasqua, guarda la processione del Venerdì Santo di Civitavecchia, che è immensa. Ci sono, solo una cosa volevo dirti, che a me mi ha sempre colpito, degli incappucciati con le catene, 2 ore di catene, perché quello, il significato è perché devono scontare insomma un qualcosa, capito? Una penitenza, ce n'erano 200. Beh, anche perché Gesù è stato incatenato e trascinato quando l'hanno arrestato. E loro con queste catene grosse ai piedi che trascinano, e poi ci sono bambini, tutte le la rappresentazione di bambini, della Veronica, le statue, tutto quanto. Bene, allora approfondiremo anche Civitavecchia, ho preso nota perché ho ancora da presentare Priverno, Maenza e unisco anche Civitavecchia, tanto volentieri. Grazie. Pronto? Ciao. Ciao, come ti chiami? Livio di Alba. Livio da Alba. Sì. Cuneo, prego Livio. Niente, volevo dirti che c'è un bel santuario qua in provincia di Cuneo, il santuario di Sant'Anna di Valdieri, che è bellissimo, dove c'è la mamma della Madonna raffigurata, tutto quanto, è stupendo. Approfondisci anche su di quello. Beh, diciamo che adesso è la settimana di Passione, prendiamo solo proprio le vie Crucis, i Sacrimonti, eccetera. Poi avremo tutto maggio per i santuari mariani, ok? Ah, ok. Grazie mille. Pronto? Pronto, Roberta? Ciao, eccoci. Benvenuta a Radio Maria. Sono Tiziana di Endine. Tiziana. Ecco, ciao, voglio mettere sotto il manto della Madonna i miei nipotini, perché anche mio nipotino adesso ha avuto un Covid, un positivo, un Covid piccolino, mio genero e tutti noi. Ecco. Sì, molto volentieri, certo. E ecco, mettere sotto il manto della Madonna, che vada tutto bene, è tutto tranquillo. Va bene. Va bene, grazie e buona Pasqua. Buona Pasqua. Altrettanto, signora. Pronto? Pronto, Gaspare sono. Gaspare, prego. Sono Gaspare, poco fa è caduta la linea. Gaspare. Io non ho potuto pregare per la mia solita preghiera. Tra l'altro in tempo di passione, la passione dei bambini, come si dice? Abortiti, non nati, va bene. Sarebbe bene sempre ripercorrere. E allora io la sto dicendo, preghiamo perché cessi la tragedia dell'aborto volontario che ogni anno impedisce di venire al mondo a decine di milioni degli esseri più indifesi,
e perché coloro che lo compiono e lo favoriscano si pentano e si convertano per ritrovare la pace del cuore che il Signore concede a chi si converte. Allora, buona Pasqua a te e a tutto Radio Maria, grazie. Grazie mille, Ciao. Gaspare, grazie di cuore. Pronto? Roberta? Sì. Ascolta, Prima. c'è quella di Crucis di Alghero. Ah, bello. Di Alghero, poi c'è quella di Castelsardo, che quella di Alghero è con i costumi catalani. Caspita. Poi ti devo dire un'altra cosa. Sì? La Sassari, Sì? io sto telefonando da Sassari, c'è la Madonna del Bosco trovata in un albero, Sì. la Madonna delle Grazie trovata sotto una colonna e la Madonna del latte dolce in un'altra cosa. Sono delle Madonne trovate tutte Aspetta amica, facciamo una cosa, facciamo con ordine, perché sennò facciamo tutto un miscuglio ed è un disastro. Tutti i santuari mariani li rimandiamo più avanti, adesso siamo nella settimana santa. Mi interessa molto qualche particolare che poi approfondirò nei prossimi pomeriggi, però dammi qualche informazione in più, perché magari hai partecipato, la conosci bene. La Via Crucis di Alghero. Quella di Alghero, ascoltami un secondo. Quella di Alghero. Lo voglio sapere un po' più da voi. Scusami, ok. Vuoi che approfondiamo noi? Va bene. Infatti, perché sono una persona anziana e quindi non mi ricordo tutti i particolari. Senti, ma tu hai partecipato a qualcuna di queste? Sì, a quella di Sassari sì, una volta a quella di Castelsardo. E cosa ricordi con maggior lucidità? Cos'è che ti è rimasto impresso di quella di Castelsardo o Sassari? Quella di Castelsardo è bellissima lo stesso. E poi quella di Alghero. Informatevi voi. Vabbè, faccio io, vabbè, ho capito. Grazie, ti ringrazio molto. Grazie per i suggerimenti, sono preziosi, perché così io posso fare una ricerca e prepararmi. Pronto? Un brutto audio qui. Dalla Madonna mio marito. Scusami, il tuo nome? Andreina. Ciao, Chiamo Andreina. dalla provincia di Como. Da Como. Una preghiera per il marito, Andreina, va bene. Sì, perché stiamo iniziando un periodo cattivo. In che senso? Per la malattia. Ho capito. Come si chiama tuo marito? Giorgio, va bene, è presente volentieri nella preghiera, tra poco. grazie mille, grazie, Ciao. buona giornata a tutti. Ciao cara. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Pina d'Alberobello. Ciao Pina, Alberobello, bellissima, prego. Senti, ti volevo solo segnalare la passione vivente di Alberobello, nella parrocchia di Sant'Antonio. Sì? È una passione vivente bellissima, è da 51 anni che la fanno. Sì. E vorrei, se trovi... certo, ne parlo, volentieri. Sì, ti ringrazio tantissimo. Tu segui nei è una prossimi... bella passione. Sì, nei prossimi pomeriggi arriva, tranquilla. Ok, ti ringrazio Roberta. Ma figurati, grazie a te. Ciao cara. Grazie. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Roberto. Roberto, da dove chiama Roberto? Roberto, chiamo da Palermo. Benissimo, vai Roberto. Allora, no, io volevo soltanto ringraziarmi per farmi compagnia quando sono in macchina, perché di solito riesco a ascoltarvi solo quando sono in macchina. Sì. Però è una compagnia molto utile all'animo e e a risollevarsi un po' quando ci sono problemi, difficoltà di salute, come in questo momento in famiglia. Voi siete sempre presenti e utilissimi. Sì, è vero, Radio Maria è fondamentale, oggi più che mai. Sì, oggi più che mai. A prescindere personalmente, ma a livello generale siete molto, ma molto importanti. Ecco, grazie di cuore. Va bene. Grazie. Grazie a te. Un abbraccio, auguri alla famiglia che ricordiamo, la tua. Grazie Ciao. Roberta, grazie. Ciao, carissimo. Pronto? No. Sì? Roberta? Eccola, come si chiama signora?
Io mi chiamo Grazia, chiamo da Roma. Roma, prego, signora Grazia. Sì, senti, quante volte ho chiamato non ho mai preso la linea. Oh là là, ci volevo segnalare che ci fanno alla provincia di Potenza, a Barile, fanno una processione bellissima del Venerdì Santo. Sì. Con tutti insomma personali, fanno Gesù Cristo, le cadute, la Madonna quando risciuga il volto di Gesù, sì. Quando è che casca, dice la zingara, ma fanno una processione bellissima. Tutto il personale vivente, vero? Poi lo portano al Calvario, lo mettono in croce quando hanno finito, perché fanno una processione grandissima. Sì, sto guardando, è veramente veramente... bella proprio. Hai ragione. A Barile, provincia di Potenza. Ho scritto, l'ho già anche trovata, nei prossimi pomeriggi ne parliamo. Grazie Roberta, grazie. Buona Pasqua a tutti voi. Ciao cara, grazie ciao, mille. Ciao Roberta, ciao. Allora, mi devo fermare perché è il momento della preghiera. Prendiamoci tanti in questa settimana santa. Mi collego a quello ciò che abbiamo letto poco fa, no? Della Via Crucis di Sezze, che è conosciuta a livello mondiale, si può dire, no? Questi quadri incredibili, tutti messi in scena dagli abitanti di Sezze, dai bambini agli anziani, e anche quando ci sono attori, però, ecco, loro vogliono proprio gli abitanti, no? Proprio la popolazione, perché c'è tutto un modo diverso di... C'è una fede, no? Non si fa solo per così, per andare in scena, quindi è chiaro che l'effetto è molto diverso. E siccome siamo in un periodo tanto difficile, no? Di prova, un anno è dura, il secondo anno è veramente una cosa che lascia comunque dei segni brutti anche a livello psicologico, insomma non è facile, viviamo una situazione non facile. È che io mi accorgo quando ad esempio mi ritrovo a leggere o guardare i vari media, no? E la televisione eccetera, che invece di attaccarci di più a Dio o comunque cercare di riavvicinarci, no? Perché adesso noi abbiamo bisogno della benedizione di Dio, non lo schernire Dio, non lo schernire la Madonna, i santi. Invece c'è una parte forte dell'Italia che fa esattamente il contrario, cioè come se si fosse indurita ancora di più, no? Invece di capire che forse è meglio che abbassiamo la testa davanti a Dio, no, facciamo il contrario. Capito? Allora si schernisce ancora di più, si va alla ricerca ancora di più per denigrare, diffamare. Io dico, ma si può vivere in questo modo? Guardate che abbiamo un grande strumento tra le mani, quel telecomando lì. Spegnete. Perché siamo arrivati al punto che diffamerebbero anche il paradiso se Dio gli passasse lo stipendio per farlo. Diffamerebbero anche il paradiso se Dio gli passasse lo stipendio per farlo. Stiamo per recitare i 7 Pater Ave Gloria secondo le intenzioni della Regina della Pace. A seguire reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia. Il numero per pregare insieme a noi è lo 031 610 610. Saremo anche in video diretta sulla nostra pagina Facebook. Recitiamo i 7 Pater Ave Gloria secondo le intenzioni della Regina della Pace. Ci rifacciamo al messaggio del 25 marzo a Maria di Medjugorje. Cari figli, anche oggi sono con voi per dirvi: figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza. Voi siete stati scelti per portare la gioia e la pace, perché siete miei. Io sono venuta qui con il nome Regina della Pace, perché il diavolo vuole l'inquietudine e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro, ma il futuro è di Dio. Perciò siate umili, pregate ed abbandonate tutto nelle mani dell'Altissimo che vi ha creati.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo il credo per professare la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo la coroncina alla Divina Misericordia. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Et benedictio Dei omnipotenti,